Beh, ha sentito Raffaele Padrone il commento, è stato proprio, diciamo così, pungente al punto giusto, come sa essere lui, insomma, sempre. Lei cosa ne pensa sulle Beh, dichiarazioni di Angelino Alfano e soprattutto è possibile divertirsi fino all'alba senza utilizzare droghe e stupefacenti? E soprattutto quali pene dovrebbero essere inflitte agli spacciatori che creano così tanti, insomma, poi problemi ai ragazzini che assumono queste allora, sostanze? rispondiamo subito alla prima domanda, che è quella del fatto del Cocoricò. Chiaramente lì c'è una discrezionalità del questore nella scelta del periodo della chiusura e si basa su una normativa che è un articolo del 1931, il testo unico di leggi di pubblica sicurezza, l'articolo 100, dove il questore, qualora abbia notizie o si rilevi episodi come questo, gravi o tumulti, o solo luogo dove lì ci siano persone che possono creare malcontento e comunque creare problemi alla società, il questore ha questa discrezionalità nella scelta del periodo. Adesso, e questa è la normativa, quindi ha agito secondo questa normativa. Alfano pari passo è andato dietro a questa normativa e ha applicato e ha emanato questa circolare che dovrebbe valere per tutta l'Italia. Il problema è uno, quello che diceva il direttore del collegamento telefonico, che chiudendo una discoteca non abbiamo risolto il problema, perché la droga nelle discoteche sta da qua a 100 anni, da quando si andava a ballare, dal 76 che è scoppiata questa moda. La droga se la immota gira anche nei Benissimo. parchi, allora Sì, no, ma questo no, punto. per inquadrare il discorso, che non è che chiudendo questa discoteca abbiamo risolto il problema della droga nelle discoteche, perché la droga la possono prendere prendere fuori prima di entrare in discoteca. Quindi diciamo, anche perché lì mi pare che ci sia stato dei controlli prima. Comunque il problema nasce perché è morto il ragazzino, allora adesso abbiamo le vacche fuori, chiudiamo le stalle, un po' quello che voleva dire il direttore, giustamente dice sono incidenti per strada, chiudiamo le autostrade. Il discorso invece è un altro, bisogna avere secondo me assumere un'attività di controllo diversa. E qui dove puntava anche il dito il direttore, una possibilità di controllare prima. Una volta controllato arrestiamo le persone, le sa benissimo, l'ha detto il direttore, il giorno dopo lo spacciatore va fuori, la persona viene solamente denunciata, quindi voglio dire che alla fine anche il discorso della droga ci penalizzano anche nell'attività di ricerca. Ma quali pene ci vorrebbero per questi La balordi la che pena spacciano? certa è quello di prendere e portare questo in galera per un periodo, un mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, ma che stia dentro, questo è il problema. Poi se vogliamo invece tornare al discorso sociale, allora guardi, a Ibiza, parlavo con degli amici che sono lì perché dal 76 all'86 ho fatto il DJ, quindi so che la droga nelle discoteche c'è sempre stata. Parlavo con degli amici che sono a Ibiza, che stanno ancora a 50 anni a fare il DJ, lì i minori non entrano e quindi il maggiorenne che se vuole assumersi la droga è responsabile della propria vita e questo potrebbe essere quantomeno anche per noi in Italia un deterrente, insomma, entrare e far perdere magari la vita a un minore che viene contattato da questi personaggi, viene avvicinato e la fine poi l'abbiamo vista in questo ragazzo. Questo è uno dei problemi. Certo. Allora evitiamo che almeno quello nella minore età possa subire questo danno. Poi che lo subisca fuori, lo può subire fuori anche al bar, al parco, come diceva lei. Questa è la realtà. È un fattore, insomma, sociale che esiste, è una piaga sociale che esiste da sempre. Grazie Raffaele Padrone, gentilissimo come sempre.